L'impatto economico della pandemia sul territorio del Nuorese è stato devastante. Senza interventi urgenti si rischia la distruzione dell'intero sistema produttivo. A lanciare l'allarme è Roberto De Riu, consigliere regionale del PD, che fa riferimento al rapporto dell'Istat 2021 sulla competitività dei settori produttivi dopo l'impatto della pandemia. Un report che cataloga la Sardegna come la regione col peggior rischio territoriale d'Italia. Il consigliere Dem sottolinea che su 610 sistemi locali nazionali del lavoro, 10 dei peggiori 20 comuni sono sardi, 27 dei 39 sono nella fascia di alta fragilità e tra i peggiori ci sono numerosi sistemi del lavoro della provincia come Desolo, Forni, Sorgono, Bittio, Rosè e Siniscola. Il crollo economico di Nuoro e di tutta la provincia è continuo ed inesorabile, sottolinea De Riu in una nota, e i numeri purtroppo sono qui a certificarlo. Dai dati Istat relativi all'ultimo anno risulta infatti che tante imprese del nostro territorio presentano gravi criticità con riduzione di fatturato, seri rischi operativi e nessuna strategia di reazione alla crisi. È evidente che la Sardegna, e in particolare la provincia di Nuoro, stiano attraversando una crisi profonda e strutturale dal punto di vista economico, con la pandemia che ha aggravato una situazione già di per sé drammatica. Secondo l'esponente Dem c'è da salvare il sistema economico del nostro territorio e il Partito Democratico, con l'inaugurazione del nuovo corso in provincia di Nuoro, deve impegnarsi affinché questo accada, contribuendo a creare le condizioni per un piano di ripartenza con misure economiche a favore delle imprese. Bisogna evitare i fallimenti, ridurre la disoccupazione al fine di evitare la distruzione del sistema economico del Nuorese, conclude De Riu.